Siamo qui come popolo veneto per testimoniare il totale degrado e l'abbandono in cui versano i giardini Robert Baden-Powell e anche la porta di Porta Vescovo. È veramente disarmante passeggiare anche solo in luoghi dove bambini, ragazzi prendono l'autobus per andare a scuola e tornare alle loro famiglie e vedere per terra droga, siringhe abbandonate, metalli che si usano per fumare con droghe pesanti, fontane totalmente in disuso, abbandonate e piazza in mano a stranieri che disturbano. Anche in questo momento abbiamo certi esempi di cittadinanza buona. Questo è il futuro a cui stiamo andando avanti? È questo che volevate, assessori del Comune di Verona? Stiamo arrivando a questo? Siete felici? I veronesi non tanto. Quindi rimboccatevi le maniche. Da 4 anni non state facendo nulla, ma vi state impegnando per le ciclabili e per tutta un'altra assurdità di idee. Incominciate a lavorare, sbrigatevi. Come popolo veneto testimoniamo anche il fatto che i giardini sono totalmente abbandonati e, come potete vedere, non sono neanche frequentati dai veronesi. Addirittura i veronesi, giustamente, avendo paura dell'ombra dove possono nascondersi farmaci e droghe varie, oppure affari loschi di ogni tipo, cercano di starci lontano. E cos'è che fanno? Stanno sul marciapiede più esterno, dove c'è la luce, dove si può stare tranquilli, o meglio quasi tranquilli, e pigliano il marciapiede. Vanno per le strisce e vanno per la loro strada. Risultato? I giardini sono in mano alla delinquenza, in mano agli immigrati, in mano a chi ci dorme, a chi degrada tutto l'ambiente. Questo è il risultato. Grazie ancora, Sindaco Tommasi. Come potete vedere, anche con la luce del giorno, difficilmente ci sono dei punti dove arriva, perché la chioma degli alberi, che sono cresciuti senza regole, senza controllo, ovviamente copre alcune zone. Risultato, in quelle zone si delinque. Una buona proposta sarebbe potarli, stare dietro a questi alberi e trattarli come anche bene pubblico. E questa è una zona che dovrebbe essere per i bambini, per i giovani, per i scolari quando hanno finito le lezioni. Guardate qua, guardate qua. Questa fontana, è utile questa fontana abbandonata a se stessa, senza acqua, che sta arrugginendo? Addirittura ci dicono che è una fontana con dei pezzi insomma, che hanno anche una rilevanza storica. Risultato, abbandonata a se stessa. Come potete vedere qua, ormai il mosaico sta andando via a pezzi, cresce l'erba, rifiuti d'ogni genere. Tommasi, facciamo qualcosa? Ferrari, pensiamo alle ciclabili o pensiamo anche al bene dei cittadini? Siamo davanti a Porta Vescovo, una delle porte più belle di Verona, proprio eredità della nostra cultura veneziana e veronese, abbandonata totalmente a se stessa, non solo al degrado più completo, dove possiamo vedere elementi anche di quei pochi minuti fa che ci hanno dato il benvenuto a modo loro. Questi qua abitualmente bivaccano e rovinano la nostra identità, che è rappresentata dalla porta, degradandola in un modo assurdo, quando dovremmo metterla in luce, dovremmo riempirla di luci per farla bella, visibile a tutti, dentro e fuori le mura cittadine. Il risultato cos'è invece? Abbiamo una porta totalmente abbandonata che sta pezzo per pezzo crollando sotto il tempo. Venite a vedere. Questa potrebbe essere una porta utilissima anche per il traffico cittadino, pedonale, automobilistico. E il risultato invece cos'è? Che una porta su 3 sono aperte e all'interno è tutto totalmente abbandonato a se stesso. Guardate anche come sono ridotte le mura della nostra città, bellissime, che sono completamente
in degrado, dove la vegetazione cresce e voi vedete che è bello il verde, ma in realtà le radici degli alberi stanno lentamente distruggendo le mura dall'interno. Quindi i problemi che ora non si vedono si presenteranno più avanti, quando le radici, arrivando dentro le mura, le distruggono. Guardate invece per di qua, venite a vedere. Questo invece era il vecchio sottopasso, che è stato chiuso proprio per gli stessi problemi che stiamo vivendo adesso, cioè delinquenza, degrado, abbandono totale. Ecco qua abbiamo dei regalini, degli alcolici lasciati magari la sera prima o chissà quando. Vediamo anche qua come da una parte, quindi vediamo il sottopasso qui chiuso e abbandonato a se stesso, dall'altra la porta che all'interno è totalmente degradata. Questo dovrebbe essere il monumento cittadino per la sua bellezza e importanza, e invece per l'amministrazione Tommasi, al potere da 4 anni, che si permette di usare il bilancio pubblico di 2 milioni di avanzo per le piste ciclabili, non trova i fondi per poter minimamente ripristinare o restaurare una porta carissima ai veronesi, carissima molto cara agli abitanti del Borgo Venezia, che i più anziani hanno ancora un bel ricordo del viale Venezia, un viale pulito, bello, sicuro, dove la gente, che fosse la mattina o alla sera, non aveva paura di uscire e guardarsi alle spalle. Oggi invece la delinquenza è tale che i membri più anziani, i cittadini più anziani, hanno bisogno dell'accompagnamento per prendere i mezzi pubblici o per camminare alla luce dei lampioni. Tommasi, Ferrari, vi sembra questa la condizione che si meritano i veronesi? No, secondo noi no, secondo il popolo veneto Verona merita di più e merita sicuramente un sindaco e degli assessori migliori di voi. Siamo nel sottopasso qua a Porta Vescovo. Possiamo vedere, potete vedere anche voi, testimoniare come la situazione è totalmente abbandonata. Guardate, venite a vedere. Totale abbandono, degrado, schifezza, vi lascio solo pensare anche la puzza e l'odore che ci sono qua dentro. A questo punto Potete vedere tutto abbandonato, le luci e le telecamere non servono a niente, perché tanto comunque lo fanno lo stesso. Ricordiamo che qua a sinistra c'è la fermata dell'autobus, quindi anche i ragazzi, i giovani, gli studenti che pigliano l'autobus sono costretti a vedere sempre queste situazioni. Sono all'ordine del giorno, mattina, pomeriggio e sera ci sono sempre. Mamma mia, Ecco, mamma mia. carte bruciate, metafori, resti di alcolici. Accendini vari. Siamo contenti, Tommasi? Guarda, questa è la città che ci hai portato, eh? Ferrari, qualche finanziamento qui per poter mettere a posto la situazione ce l'abbiamo? O dobbiamo spendere tutto per le ciclabili e abbattere gli alberi verso Borgo Trento? Un pochettino ve ne importa nulla quindi di Borgo Venezia? Per voi può andare avanti la situazione così, vedi? I veronesi si sono stancati, non ne possono più, questa situazione è veramente inaccettabile. Senza parole. Guarda, i fatti che giudicate voi, guarda, giudicate. Questo potrebbe essere un sottopasso utilissimo che la gente, gli studenti, i ragazzini, le famiglie possono pigliare per evitare la strada di sopra, che le auto sfrecciano di sopra, giustamente, e qua sotto così invece ci troviamo a vivere. Allora, questa è la normalità. Grazie Ferrari, grazie Tommasi. 4 anni di lavoro per nulla, almeno qui, qua il vostro operato non si vede per niente. Speriamo almeno con Popolo